Digita, clicca. friulilanotte.net, il portale degli eventi e sagre in Friuli sempre aggiornato. friulilanotte.net, un ricco calendario di feste, manifestazioni, concerti e spettacoli. Friuli la Notte è il portale numero 1 degli eventi in Friuli. Oltre 50.000 accessi mensili. friulilanotte.net è facile, veloce, digita, clicca. Ben ritrovati gentili visitatori di friulilanotte.net, una nuova edizione con i consigli in pillole in video per il fine settimana degli eventi in Friuli Venezia Giulia. Prima di partire con i consigli voglio innanzitutto ringraziare quanti di voi continuano a visitarci. Sono infatti sempre in aumento le nostre statistiche riguardo gli accessi al sito friulilanotte.net e sono numerose anche le vostre segnalazioni che ci inviate di vari eventi dalle vostre frazioni o città. Continuate a farlo perché in questo modo abbiamo la possibilità di tenere aggiornato il nostro sito costantemente. Grazie per questo. Andiamo subito allora con quelli che sono alcuni delle pillole e dei consigli per il fine settimana. Per tutti gli altri eventi, per la lista completa, vi ricordiamo che trovate le varie categorie dedicate all'interno del nostro sito, divise per provincia oppure attraverso il calendario, dove cliccando sulla giornata che preferite potrete avere la lista completa degli eventi in programma. Andiamo subito allora con la marcia che viene organizzata a Maniago in provincia di Pordenone, la marcia di San Giacomo. Siamo alla 7ª edizione della manifestazione ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti alla scoperta della nostra montagna, che si terrà domenica 20 luglio 2014. Ancora stiamo parlando della festa del prosciutto a Sauris in provincia di Udine. Se volete farci un giro nel fine settimana potrete farlo, perché Sauris tra l'altro è famosa per le delizie del palato, dai salumi affumicati alla birra, alle marmellate, sciroppi, miele e soprattutto per il famoso prosciutto crudo dal sapore dolce, affumicato con legno di faggio e aromatizzato con ginepro ed erbe, con una stagionatura di circa 30 giorni. Se siete incuriositi da questo evento, se volete fare visita, vi ricordo la festa all'ora del prosciutto a Sauris dal fine settimana. Andiamo ora alla Crazy Club di Spilimbergo, una nuova edizione. Stiamo parlando della folle e divertente corsa della Crazy Cup, una gara in discesa su strada fatta con carretti o mezzi di qualsiasi tipo senza propulsore, che si svolge sulla discesa dal Duomo al fiume Tagliamento. Tra l'altro il sabato sera e tutto il giorno di domenica rimarranno aperti fornitissimi chioschi enogastronomici. La festa si chiama proprio così, questo evento che viene organizzato invece a Manzano, Noi Calabresi con gli altri. La festa di Noi Calabresi con gli altri avrà luogo nei giorni 12-13 che sono già passati, ma si rinnova anche questo fine settimana del 19-20 luglio 2014 a Manzano. Quindi questo evento, una manifestazione gastronomica della cucina mediterranea calabrese, che viene organizzata dall'associazione culturale e ricreativa Noi Calabresi con gli altri, che quest'anno tra l'altro festeggia l'anniversario del 12° anno di fondazione. Arriva il Mittelfest a Cividale. Il programma completo lo potrete trovare nel nostro sito, un evento che si svolge dal 19 al 27 di luglio 2014, in grado di chiamare numerosissimi visitatori anche da fuori regione. La sagra delle patate è quella che si svolge a breve a Ovoledo di Zoppola, parte venerdì, e si propone a Ovoledo di omaggiare, diciamo così, la festa della patata, la sagra, che è uno dei prodotti tipici coltivati nella piccola frazione di Ovoledo, rendendo uno dei centri d'eccellenza della produzione di questa specie in Friuli Venezia Giulia. Ogni anno sono centinaia le persone che vengono a degustare queste pietanze genuine preparate secondo la tradizione. A questa sagra potrete trovare gnocchi al ragù al burro, frico con patate, insalata di patate, patate fritte, salsiccia, bracciola, porchetta, prosciutto, melone e vini tipici. Sarà organizzata anche una grande pesca di beneficenza, l'enoteca e la birreria. Andiamo in provincia di Gorizia, siamo a San Pier di Sonzo, parte settimana d'arte in villa. Il comune di San Pier di Sonzo e la Proloco San Pier presentano quindi la settimana d'arte in villa dal 19 al 28 luglio nella sede designata della Villa Sbruglio Prandi in località Castigliano. Vi ricordiamo che l'accesso a questa manifestazione ha un ingresso libero. Luglio Varianese, trovate anche un banner dedicato in cima a tutte le pagine del nostro sito. Stiamo parlando della Sagra di Variano 2014, i festeggiamenti che sono già partiti dal 4 luglio ma si protrarranno fino a domenica questa, 20 luglio 2014, presso il Parco del Colle di San Leonardo. La specialità gastronomica sarà quella del bufalo, piatto freddo con mozzarella di bufala, gnocchi al sugo di bufalo, costata tagliata di bufalo, costa, frico, calamari, pizzeria con forno a legna, biroteca, chiosco giovani, hot dog,
dog, panini e patatine. Se vi abbiamo incuriosito andate subito a vedere il programma e la locandina completa della sagra di Variano. La festa dell'Unità dei Democratici è quella che si svolge a Villesse in provincia di Gorizia, partirà venerdì dal 18 al 20 luglio 2014. Si terrà la festa, la manifestazione nel Parco dei Festeggiamenti di Via Zorutti a Villesse e ogni giorno dei festeggiamenti i chioschi saranno aperti già dalle ore 18. Potete trovare la cucina tradizionale, l'enoteca, la birreria, la tombola, spettacoli, anche inoltre la marcia lunga e la grande pesca di beneficenza. Vi ricordiamo che sarà a disposizione di tutti i vostri bambini per i più piccoli anche i giochi gonfiabili gratuiti. Bruniera in festa, una nuova edizione, un nuovo appuntamento, stiamo parlando più precisamente della 26esima edizione presso gli impianti sportivi comunali dal 17 al 27 luglio 2014. Troverete fornitissimi stand con specialità alla griglia tagliata, chiosco giovani, birra, hamburger, patatine, spritz, sangria, anguria, gare di briscola con ricchi premi, serate a tema, la mostra fotografica e vi ricordiamo che tutti gli spettacoli anche qui saranno ad ingresso libero. Ancora qualche sagra, poi abbiamo concluso la sagra del Carmine, Visinale di Pasiano dal 4 al 20 luglio, tradizionale sagra con fornitissimi chioschi anche qui, enogastronomici, ricchi di specialità, grigliati di carne ma anche baccalà. Durante i festeggiamenti qui verrà organizzata una mostra di pittura che è organizzata dall'Avis di Visinale. Andiamo ancora a Sagra di San Giacomo, è quella di Re di Puglia in provincia di Gorizia dal 17 al 21, ma è un evento che proseguirà dal 23 fino al 28 luglio 2014. Il ciclo ricreativo San Giacomo organizza questa importante festa dove tutte le serate saranno aperti chioschi, cucina e pesca di beneficenza. La cucina propone una sana cucina casalinga, gnocchi al sugo di gallo, goulash, gallo in teggia, pollo disossato, calamari, spiedini e varie specialità del territorio. Questo era l'ultimo consiglio per oggi, non mi resta che ovviamente rimandarvi al prossimo appuntamento, edizione con gli eventi in pillola e in video. Ovviamente continuate a visitarci, il sito è www.friulilanotte.net. Grazie per l'attenzione, ci ritroviamo nel prossimo appuntamento. Digita, clicca. Friulilanotte.net, il portale degli eventi e sagre in Friuli sempre aggiornato. Friulilanotte.net, un ricco calendario di feste, manifestazioni, concerti e spettacoli. Friuli la Notte è il portale numero 1 degli eventi in Friuli. Oltre 50.000 accessi mensili. Friulilanotte.net è facile, veloce, digita, clicca. I dare you.